al presso Signore, mia gioia e mio amore, o Signore, tuo del Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci troviamo oggi a vivere questa festa di San Nicola e ringrazio anche Don Maurizio che è qui con noi, i Cavalieri di Marta, l'amministrazione, ma ogni persona, ogni uomo e donna, ogni ragazzo che ha scelto questa mattina di vivere insieme l'esperienza di fede pregando, celebrando l'Eucarestia, rendendo grazie a Dio per i doni che abbiamo ricevuto. È un modo in cui noi cristiani fermiamo tutto la cura e la profondità che Dio ha posto nel nostro cuore, l'amore, la carità e la speranza. E in alcuni momenti della nostra vita facciamo fatica, ma questa è parte della vita. La capacità di ritrovarsi come famiglia in preghiera ci dà quella forza di accogliere lo Spirito Santo e di convertire il nostro cuore alla misericordia del Signore. Per questo allora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, intesi come disorientamenti all'amore di Dio. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico a Dio, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci Christe eleison, Kyrie eleison, preghiamo. Padre Santo, che nel Vescovo Nicola ha dato alla tua Chiesa un maestro di fede, invito nel difendere la verità degli assalti dall'errore e un pastore buono, instancabile nel donarsi a tutti, dona una fede salva, generoso al tuo popolo, che la venera come protettato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino al grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo sei tu, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora, disse il Signore che mi ha plasmato suo servo
dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato spinto dal Signore e Dio era stata la mia forza, mi disse: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, ma io ti renderò luce alle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Canterò senza fine l'amore del Signore. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto: la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Canterò senza fine l'amore del Signore. Dice il Signore: ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò senza fine l'amore del Signore. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e il mio nome si innalzerà alla sua potenza. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e mia roccia, mia salvezza. Canterò senza fine l'amore del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, alla fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Parola di Dio. Quando il Signore verrà, farà mettere a tavola i suoi servi e passerà a servirli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a quelli che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito
appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà, beati loro. Sappiate bene, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, ringrazio innanzitutto Don Manuel per avermi dato la possibilità di vivere oggi con voi un momento di riflessione in questa festa del patrono San Nicolò. E celebrando questa solennità vogliamo soprattutto rinnovare il nostro rendimento di grazie al Signore per questo dono di San Nicola, che consideriamo un amico particolare che vive nella luce di Dio e che intercede per noi. Così è sempre sentito, certo in particolare per i bambini, no? È stato trasformato Nicola in Nicolò, ma per tutti noi, anche per gli adulti. E un santo attento alle nostre speranze, ai nostri problemi, che intercede presso Dio. San Nicola per tutti noi non è solo l'amico, il confidente, è innanzitutto un modello di vita cristiana. È una sorta di fratello maggiore a cui guardare nel desiderio di imitarlo. E se leggiamo le vicende della sua vita, della sua storia, troviamo che il suo amore per il Signore Gesù lo ha portato ad assumere, come tutti i santi, uno stile di vita che lascia davvero grati, che ci spinge a scrutare in alto, suscitando il desiderio di essere un po' come lui nella vita. San Nicola si è reso docile all'amore di Dio, che l'ha raggiunto, e in Cristo l'ha fatto una nuova creatura. Questo tempo che viviamo, il nostro tempo, che sappiamo è un tempo difficile, di particolare criticità, segnato da guerre, da tensioni, da paure, da un'emergenza climatica con le ribellioni della natura che ci sembravano cose comunque lontane da noi e che invece poco tempo fa hanno mostrato tutta la loro forza distruttrice, specialmente a Versa e a Brazzano. Ecco, in questo tempo che è difficile sotto tanti punti di vista, la parola di Dio, che ci è stata appena proclamata, ci propone come un respiro di speranza, perché annunciava nel Salmo che abbiamo pregato che il Signore è sempre fedele alle sue promesse, che ci ricorda a tutti che siamo creature amate e conosciute da Lui, che non si rende mai indifferente alle nostre vicende umane, ai nostri problemi, alle nostre sofferenze. E San Nicola, con la ricchezza della sua vita, ci propone di accogliere il dono della parola di Dio che oggi ci è stata donata, al fine di accettare una proposta in quella continua tensione che viviamo nella nostra vita, nella nostra storia. Certo, San Nicola ci offre un esempio di cristiano che ci sembra alto. Di solito nei santi noi vediamo qualcosa di irraggiungibile, ma non è irraggiungibile. Cioè non è impossibile mettere un po' di amore in ciò che siamo, in ciò che facciamo. Ci hanno dato in questo senso una grande testimonianza i volontari che proprio nell'alluvione che ha colpito il nostro territorio si sono letteralmente sporcati le mani. E anch'io li ho visti. E non solo per aiutare i nostri fratelli meno fortunati, colpiti dall'alluvione. Si sono sporcati le mani come espressione dell'amore, come l'espressione della solidarietà,
come espressione di una fratellanza che in questo nostro mondo, in questo nostro tempo, sempre c'è presente. Sì, è vero, c'è tanto male, ma c'è molto più bene, perché come dice un proverbio africano, se non sbaglio, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. C'è tanto bene. E tanto bene proprio da parte dei giovani, quei giovani che vengono per tanti motivi così criticati, ma che invece sono chiamati a portare avanti oggi e adesso della nostra società. In fondo non ci sono chiesti dei miracoli, perché i miracoli li fa solo il Signore, ma ci è chiesta un po' di attenzione, di non girare la faccia dall'altra parte, di non dire non mi tocca, non mi interessa, e a volte basta così poco. Lo sperimento anche nella mia vita. Che cos'è una cartolina? E niente. Tante volte così delle persone che visito, che l'hanno ricevuta, mi dicono che non solo ha cambiato quella giornata a ricevere una cartolina, ma ha cambiato un po' la vita. Che cos'è una telefonata? Non è niente, ma per chi vive la solitudine, per chi è da solo, per chi è mareggiato dalla vita, e con quella telefonata può davvero cambiare. Ecco, San Nicola oggi ci invita a porre dei segni, dei piccoli segni che siano segni di speranza, che siano segni di amore. Si racconta che Nicola, è un racconto un po' duro che volentieri ve lo risparmio, andando al concilio di Nicea, Papa Leone è andato a celebrarlo, no? Giù in questi giorni, 1700 anni, andando al concilio di Nicea ridiede la vita a dei bambini. Ecco, io penso che anche noi abbiamo bisogno nuovamente di un po' di vita, di un po' di speranza, di una fede più vera, in un mondo come il nostro che ormai cristiano non è più. La nostra è una terra di missione, ha bisogno di una nuova rievangelizzazione. E proprio in questi giorni, nel suo viaggio in Libano, il Papa, tra le tante parole belle che ha detto queste che noi possiamo sentirle rivolte a ciascuno di noi. Dicevo, egli, il Signore, vi porta sul palmo delle sue mani, vi accompagna con amore, vi offre la sua tenerezza attraverso le mani e i sorrisi di chi si prende cura della nostra vita. Cioè noi per il Signore siamo preziosi, non ci abbandona, ma abbiamo anche il compito e la missione di far sentire la sua presenza e vicinanza, come dicevo, con gesti d'amore e di tenerezza rivolti agli altri. Così faremo il mondo più bello, certo, nel nostro piccolo. Noi non siamo chiamati a cambiare le sorti del mondo, ma lo renderemo più bello, più umano, più vivibile. E allora sentiamo oggi davvero la protezione di San Nicola, che ci invita a vivere così. A vivere che cosa? In modo, e come ci ricorderà il prossimo anno, in modo all'8° centenario della morte di Francesco d'Assisi, ci invita a vivere il Vangelo, ci invita a ritornare al Vangelo, perché lì è la sapienza del mondo, lì c'è la sapienza di Dio. Così sia. Rivolgiamoci con fede a Dio perché sull'esempio di San Nicola ci faccia procedere nell'amore e nella carità verso i più deboli.
Preghiamo insieme, ascoltaci. Ti preghiamo per la Chiesa affinché sia testimone autentica dell'amore di Cristo nel servizio ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo affinché la testimonianza evangelica del Vescovo di Mira ci richiami ad una vita più degna e generosa e di ricordo delle sue gesta ci stimoli all'imitazione di tuo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo per la pace nel mondo e nella nostra comunità. In tutto dimorare la giustizia, il desiderio di dialogo e confronto, che ha come frutto l'accoglienza del differente. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui presenti a questa Eucaristia in memoria di San Nicola, affinché, accostandoci al Signore, sentiamo il desiderio di donare un po' di noi per il bene della comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Signore, e per intercessione di San Nicola confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Le ore oggi saranno dedicate alle attività caritatevoli della nostra unità pastorale. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nella solennità del tuo Vescovo Nicola, e fa che dall'Oriente all'Occidente possa levarsi a te l'unico rendimento di grazia d'accordo della voce e del cuore. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e nei nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie a Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, è Dio del i cieli della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, diaconi, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Giulio e di chi con cuore ci sono cari. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio potente, dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come io così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. Non farci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu al regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Il tuo spirito, il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.
servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante. In verità vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Preghiamo. Padre che ci hai nutrito alla mensa del tuo Figlio, fa che sentiamo in noi la fiera del tuo amore e imitando la fede e la carità di San Nicola andiamo contro con gioia al Cristo che viene. Egli vive e regna nei secoli. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Nicola, patrono della nostra comunità, vi benedica, vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Nicola la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Nicola ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Ecco, allora prima del canto finale lascio la parola per un saluto al sindaco, alla comunità. Intanto un ringraziamento ai parroci per la celebrazione del Santo Patrono, molto importante per questa comunità. Ci unisce tutti e non ha un senso importantissimo religioso. Il fatto di unirsi come comunità ha un significato molto importante per le sfide di oggi. Il fatto di cogliere due aspetti che Don Maurizio ha sottolineato nella sua omelia. Il tema della speranza. Guardate che il tema della speranza è un tema anche molto laico. Se non crediamo come comunità di avere un futuro e non lavoriamo per questa, i nostri paesi si svuotano perché c'è il calo demografico, ma si svuotano anche perché le persone non si impegnano più, non hanno il loro tempo e il dono del tempo è una cosa fondamentale, perché rafforza, ravviva il volontariato, l'impegno sociale e l'unità. E ringrazio del loro tempo anche i cavalieri di San Giovanni che ogni anno partecipano alla nostra celebrazione e danno un senso di importanza, sottolineano la cosa che è speciale, cioè il Santo Patrono. L'altro aspetto è, sempre dell'omelia di Don Maurizio, il fatto di cambiare il mondo. Nel nostro piccolo noi possiamo cambiare le nostre comunità, possiamo migliorare le nostre comunità. E allora quello che cerchiamo di fare, anche noi che per un periodo di tempo le amministriamo, è cercare di investire sul futuro. Noi in questo momento abbiamo per Pubblic per 25 milioni, 10 volte superiori al nostro bilancio annuale. Lo facciamo perché dobbiamo creare i servizi, asili nido, scuola materna, nuove scuole. Dobbiamo recuperare i nostri patrimoni, altrimenti se non diamo servizi non possiamo pensare che chi ha bambini possa avere un sostegno. Ecco, piccole cose come anche il fatto di fare progetti sociali con voluta, cioè cercare di sconfiggere la solitudine non voluta. Piccole cose che però hanno bisogno di tutto. E nel momento del Santo Patrono sottolineiamo questi aspetti di unità, di speranza e di lavorare insieme. È un bel momento quindi, in un contesto di feste, è nata proprio l'altro giorno con Santa Barbara, con la presentazione del libro di uno dei cavalieri presenti, il secondo volume del libro Suruda di Graton. Continuiamo nel pomeriggio, continuiamo per tutto questo grande periodo di feste, di azioni sociali, di stare insieme. Grazie a tutti. Buon Santo Patrono. Grazie a tutti i volontari che sempre ci aiutano a tenere viva e vivace la comunità, anche agli Scampanotadors che hanno fatto allegramente suonare le campane a festa. La festa sia nel nostro cuore come fratelli e sorelle che credono in Cristo
nella risurrezione, viviamo con gioia questi bei giorni di avvento che ci preparano al Natale. Oggi sono alle 11:30, giusto? Poi pomeriggio, l'accensione dell'albero, il coro dei bambini, l'arrivo di San Nicola, domani a Saciletto la messa delle 11 e poi all'Immacolata la messa per terra delle 11, l'inaugurazione del presepe e alle ore 18 un bellissimo concerto alla chiesa di Santo Stefano, quindi a Ruda. È un momento bello per vivere con vivacità il dono che Dio ci ha dato della vita. Condividetela sempre con questa gioia e siate felici nel Signore, direbbe San Paolo. Buona festa a tutti voi e ai vostri cari. Non potrei non accettarlo ben volentieri, ma soprattutto, visto che sapete che le porte della canonica sono aperte, condividerlo con gli amici in allegria, un caffè, ma soprattutto 4 chiacchiere con fraternità. Buona giornata, grazie a tutti voi. Concludiamo con un bel canto. A scelta. No.